Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza stampa per questa seconda parte della settima edizione del Festival Strangius. Seconda parte dedicata alle scuole, Strangius a scuola. Come di consueto il Festival Strangius si sposta nel luogo in cui sono presenti gli studenti, si sposta a scuola. Abbiamo per una decina di giorni i ragazzi che saranno coinvolti nella presentazione di diversi autori, di diversi libri. Strangius a scuola ha la particolarità di svolgere le proprie attività direttamente in classe, quindi nel luogo in cui gli studenti si sentono più a loro agio. La finalità di Strangius a scuola è quella di diffondere la cultura della lettura, di stimolare la creatività, di stimolare l'interesse dei giovani studenti verso appunto la lettura. Mi sento di ringraziare a questo punto sempre tutte le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione di questo festival, ma in questa fase qui mi sento di ringraziare la mia collega assessore alla pubblica istruzione Francesca Cossu e la mia collega delegata Veronica Meda alla biblioteca, e aggiungerei anche, mi sento di ringraziare la biblioteca di Serramanna che ci permette di realizzare questo festival direttamente nelle scuole. Grazie quindi alla continua disponibilità e interesse mostrato da diversi plessi scolastici presenti nella nostra comunità, quindi dall'Istituto Comprensivo, dalla Scuola per l'Infanzia, l'Istituto Buonarroti e il CPA, nel mostrare interesse e soprattutto per ospitare il festival. Come di consueto la scuola si è mostrata sempre molto interessata a partecipare a questa seconda parte del festival, ma soprattutto coinvolgendo i ragazzi nella partecipazione attiva di questo festival. Il Festival Strangius nelle scuole si svolgerà nelle classi, come dicevo prima, ma ci saranno dei momenti, soprattutto nella parte dedicata, diciamo, alla CPA, quindi l'istituto che si occupa di educazione degli adulti. Ci saranno degli appuntamenti aperti anche al pubblico, quindi un'apertura da parte del festival verso la nostra comunità, quindi ancora più inclusivi come di consueto e come appunto come è particolare questo festival. Quindi si partirà e il mio collega o il direttore artistico ci presenterà il programma dettagliato di quello che sarà il Festival Strangius a scuola. Ringrazio nuovamente tutti, naturalmente, e insomma speriamo di rivederci poi il prossimo anno con l'8ª edizione del Festival Strangius. Grazie. Non potevamo continuare con questa bella esperienza con Strangius senza fare altre attività, che sono quelle con le scuole, che sono fondamentali all'interno di un festival che vuole partire dal basso e continuare dal basso a fare animazione culturale. Quello di Strangius diventa un'esperienza già iniziata l'anno scorso con tutte le scuole di Serramanna. Si parte dalle scuole dell'infanzia per poi passare a quelle elementari, medie, adesso non si dice più elementari e medie, primarie di primo e secondo grado, e per poi continuare con le superiori fino a finire col CPA. Ma ci saranno anche degli
degli appuntamenti che saranno legati anche alla popolazione che potrà usufruire di questi nostri appuntamenti. Iniziamo già l'11 di novembre con le scuole elementari. Sarà ospite una delle illustratrici più importanti nel panorama degli illustratori e degli scrittori per l'infanzia in Sardegna, che è Varrasano, che ricordiamo che quest'anno ha preso uno dei premi più importanti per la letteratura dell'infanzia, che è il premio Andersen. Per le scuole elementari, primari, le prime, nelle classi prime e seconde, e Varrasano presenterà compiti per le vacanze. Farà un laboratorio e presenterà questo testo con i ragazzi. Qual è il tema di questo libro? Quando la scuola finisce, la piccola protagonista lascia la città e parte per il viaggio con il suo amico fedele a quattro zampe. Quello dell'amico fedele a quattro zampe è un tema che ritroviamo in tutte le pubblicazioni di Eva Rasano, che nel Lupo aveva questo suo personaggio importante. Un altro scrittore molto importante, sempre sardo, ricordiamo anche un editore, uno degli editori più importanti per la letteratura dell'infanzia, che è PM e quindi Battella a Vapore, avremo Andrea Pau. Andrea Pau, uno scrittore, sceneggiatore di fumetti, che presenterà il suo libro uscito da poco e che lo presenterà alle terze, quarte e quinte elementari, che è intitolato Bestie contro umani. Continueremo quindi, questi appuntamenti sarà lunedì 11 novembre, martedì 11 novembre, martedì 12, mercoledì 13, venerdì 15, con Andrea Pau e Eva Rasano, che nelle scuole di Via Pellico e di Via Sicilia presenteranno il loro testo. Poi avremo due appuntamenti importanti con le scuole medie. Le scuole medie avremo per la prima e seconda una giovanissima scrittrice che però ha preso un importante premio, che è Sara De Martino, che è anche sceneggiatrice e regista cinematografica, con il libro Fuga dal Paradiso. Questo verrà presentato per le prime e seconde medie, mentre per la terza media verrà presentato di Vittorino Mason I custodi della montagna, vite d'ingegno, calli e silenzio. Continueremo poi con le scuole superiori e lì avremo due personaggi differenti, perché per il biennio avremo un musicista autore che è Fabio Azzeni, che presenterà Canzoni tristi per cuori allegri, biografia senza mutande di un pastore fonico, che è un po' la sua storia, perché lui lavora per il teatro lirico a Cagliari, è un musicista e quindi parlerà della sua biografia con il biennio delle superiori, una biografia sonora, musicata. Importante come gli altri, ma importante per la scuola, è sempre stata l'esame di maturità. Quando noi abbiamo fatto tutti l'esame di maturità ci trovavamo dei testi. Di solito gli scrittori che trovavamo in questi testi erano scrittori che erano morti, quindi trovavamo Leopardi, Dante, Pirandello, Gramsci, Croce. L'anno scorso c'è stato un tema del silenzio, sul silenzio, e c'era un testo di un'importante filosofa, studiosa, fondatrice dell'Accademia del Silenzio, che è Nicoletta Polla Mathieu. È davvero con molta soddisfazione che possiamo dire che il 14, giovedì 14, per le classi quarta e quinta delle superiori, e poi la sera nella sala Vico Mossa avremo come ospite Nicoletta Polla Mathieu, che parlerà appunto del silenzio, soprattutto parlerà delle sue ultime pubblicazioni sul silenzio, esplorare il silenzio e il potere del silenzio. Nicoletta, insomma, accanto alla sua attività giornalistica, studia il silenzio come strumento di comunicazione dal 1988. Sull'argomento ha scritto libri, articoli, saggi, le funzioni comunicative del silenzio, il paradosso del silenzio,
pieno e vuoto e via dicendo, ma da esplorare il silenzio c'è appunto il testo che poi ha fatto sì che venisse messo nel tema di maturità dell'anno scorso. Finiremo con il CPA che verrà ospitato anche la sera del 14, e quindi il venerdì 15 novembre avremo dalle 17:15 in poi 2 ospiti. Il nostro punto di visione del tema silenzio, ricordiamo Bradipi, elogio del silenzio, elogio della lentezza e del silenzio, verrà sviluppato nel parlare dei cammini, per cui avremo un ospite sardo, Paolo Loi, che ha scritto un bellissimo libro insieme, promosso dall'associazione Camminante Onlus, che è La Via dei Santuari in Sardegna, una guida per pellegrini e viandanti, per cui si parla dei cammini religiosi, e un altro, Giacomo D'Alessandro, che insieme a Leonardo Vezzani, un gesuita, ha scritto Meditare camminando a Genova e dintorni, 10 itinerari con gli spunti per meditare in cammino sull'andare per strade non segnate. Questo è il nostro festival che a settembre ci ha dato molte soddisfazioni. Pensiamo che potrà essere un'occasione per approfondire i temi già analizzati a settembre e nelle scuole, a partire dalla scuola dell'infanzia, che ho lasciato per ultimo perché partirà dal 18 novembre fino al 20 novembre. Qui devo ringraziare la biblioteca comunale, anche nella persona di chi gestisce la biblioteca comunale, che è il dottor Guido Carcangiu, che nelle scuole dell'infanzia e il 18 e il 19 e il 20 di novembre parlerà di libri importanti. Uno di quelli, un libro che ha preso vari premi internazionali, è Una zuppa di sasso, che è un libro per i bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia, scritta da Nais Vogelade, che porta alla scoperta della curiosità e diversità tra specie.